È nata T2I, Trasferimento Tecnologico e Innovazione. Una società consortile che aggrega le esperienze delle camere di commercio di 2 province, Treviso e Rovigo, e raccoglie il know-how prodotto nei 2 territori, rispettivamente da Treviso Tecnologia e Polesine Innovazione. Il nostro compito sarà di confermare quello che abbiamo sempre fatto come 2 aziende di partenza, ma di sviluppare ancora di più un'offerta che sia valida per le imprese, aiutandole nel compito che è difficile dell'innovazione. Abbiamo una struttura solida, una base importante che ci segue, ma dall'altra parte un network che pesca nelle università, pesca nelle aziende e in altre organizzazioni, proprio per cercare di portare sempre le competenze migliori o comunque di maggiore interesse per le nostre tipologie di aziende. Obiettivo centrale di T2I: il sostegno alle imprese nei percorsi di innovazione attraverso lo sviluppo di reti collaborative, l'offerta di servizi avanzati e l'utilizzo di strumenti finanziari locali e soprattutto europei. Il tessuto imprenditoriale veneto è costituito di piccole e medie aziende che non riescono più ad investire in innovazione e ricerca di alto livello, pertanto la formula è trasferimento tecnologico. Piccole società, oltre 80 società nel Veneto che fanno ricerca e sviluppo ma che non riescono ad incidere proprio per mancanza di investimenti. Noi abbiamo circa 80 miliardi di euro che nell'arco dei prossimi 7 anni verranno messi a bando. Noi vogliamo riuscire ad organizzare progetti, grandi iniziative, soprattutto essere in grado di rispondere ai bandi di gara con delle idee innovative che permettano alle nostre imprese di acquisire queste importanti cifre messe a disposizione da Bruxelles. Sul solco delle strategie di razionalizzazione e integrazione tracciato dal sistema camerale e regionale, T2I si candida al ruolo di primo hub istituzionale a supporto delle start-up venete. Un network di incubatori a valenza e supporto pubblico per lo sviluppo di idee di business innovative. La competitività tra i vari campanili è stata la forza dello sviluppo nella prima fase del Veneto. Oggi che il Veneto deve competere con il resto del mondo è chiaro che noi dobbiamo non avere la conflittualità interna, ma dobbiamo fare sinergie per essere competitivi. Speriamo sia anche un segnale che vada anche all'esterno del sistema camerale, perché è chiaro che noi siamo una realtà che fa un certo servizio, ma vorremmo capire anche che se ci sono altre realtà che possono anche cominciare a fare sinergie. Questo è un messaggio che va al sistema, tra virgolette, camerale, va al sistema politico, ma va anche al sistema delle imprese. Noi predichiamo al sistema delle imprese di metterle assieme, ma se chi li rappresenta non dà buoni esempi, chiaramente non è facile per nessuno. Credo che il riuscire a fare sistema sia qualcosa di assolutamente importante. Dovrebbe essere garantito che ci possa essere un sistema almeno a rete, e quindi non con l'obbligatorietà di diventare socio all'interno dell'azienda, ma almeno lavorare in rete, perché in questa maniera riusciamo a moltiplicare gli sforzi e ad avere dei risultati sicuramente più importanti. È una partita che ci stiamo giocando, vedremo se nei prossimi mese e mezzo questa richiesta che abbiamo fatto alla Regione Veneta può trovare contezza.